Bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per la pagina di Treviso. Impera la notizia della famiglia travolta da un'auto, 3 morti nel Bellunese, poi andremo a vederla anche in altri giornali. Bollette alle stelle, invece la Tribuna di Treviso scrive: inquilini Ater sommersi di debiti. Le case Ater sono quelle del comune, morosi 4 su 10, c'è chi deve saldare arretrati per 20.000 euro. Oggi vertice tra sindacati, sindaci e società per cercare una soluzione che sarà quella di probabilmente di fare dei decreti, ma li avranno anche già fatti. Poi insomma è una faccenda che avvolge parecchi comuni. Saldi nella fotonotizia, partenza al rallentatore, shopping frenato dalla pioggia. Anche in altri giornali le notizie rimbalzano un po' di qua e di là. Le Universiadi a Treviso per potenziare lo sport system, Lago Film Fest, deposito fuoco, scatta la gara di solidarietà, anche noi ne parleremo. E poi Treviso riciclona, il capoluogo è primo in Italia. Notizie che troveremo dappertutto. Queste, come vedete, oggi le notizie si ripetono parecchio. Sbanda e falcia una famiglia, morti papà, nonno e bimbo. Il governo accusa i PM, qualcuno fa politica, lo scrive il Gazzettino. Dopo il caso Santanchè, processo del Mastro Palazzo Chigi, una parte delle toghe vuole fare l'opposizione. E Rebellin è la tragedia del ciclista, la moglie dice l'autista è un vile e paghi. E poi Veneto, recuperati 1400 capannoni abbandonati, notizia che troviamo anche in altri giornali. Vedete qui per esempio sul Corriere del Veneto, che dà spazio altrettanto alla storia della turista tedesca che investe una famiglia in passeggiata, morti bimbo, papà e nonna, erano turisti anche loro. Purtroppo è una brutta notizia che rimbalza un po' su tutti i giornali e anche nei telegiornali, radiogiornali nazionali. La mafia camuffata che non spara investe 300 aziende segnalate, e poi lo stadio si va a Venezia, esposto alla Corte dei Conti. Si va avanti con questo problema. Sulla pagina di Treviso di Notizie Plus, Rogo magazzino del Lago Film Fest a Revine, vedete che anche qui se ne parla. Traffico illecito rifiuti, condanne ai vertici di Cosmo Ambiente, notizia che comunque rimbalza da qualche giorno. Treviso al top dei comuni, ricicloni e rifiuti free. E a Mogliano una scuola, la quinta B per la precisione, la Dante Alighieri, che vince il concorso UNESCO e porta a casa una bella soddisfazione per il sindaco. Tutto anche dalla pagina di Treviso.